infatti. Eccoci qua con mister Moscon, mi ricordo un mister anche l'altra volta abbastanza incavolato e mi sembra che oggi si replica. No, non sono assolutamente incavolato, sono arrabbiato perché mi ha buttato fuori, non so neanche perché ho solo detto fuori gioco e uno che viene lì e mi butta fuori perché dico fuori gioco e lei mi deve dire perché c'era uno davanti a porta, ma perché non posso neanche dire la mia, non ho capito. Vabbè, comunque è una roba meglio star zitti perché il primo tempo c'era minimo un fallo di espulsione con fallo da dietro da parte del Portogallo contro i nostri, contro di noi, non l'ha neanche ammonito. Un'altra volta fallo sempre da dietro, l'uomo nostro sta andando verso la porta, viene falciato, ha ammonito. Cioè io il primo tempo se ne espelleva uno di loro, non c'era niente da dire. Poi lasciamo perdere, poi il Portogallo ha fatto la sua partita, ha vinto, ha avuto le sue occasioni, però noi potevamo fare gol prima tempo e se facciamo gol. Purtroppo ogni volta che sbagliamo dietro noi prendiamo gol, non c'è niente da fare. Insomma giocavate contro la capolista, il campo non era forse in perfette condizioni, questo pensa che ha penalizzato quale delle due squadre? Sicuramente nel gioco noi, perché non giochiamo più, però ha penalizzato, magari perdevamo 3-0 se il campo era bello, non si sa, no? I 6 ma comunque noi siamo penalizzati, poi non è per dire ci mancavano 2 pedini importanti in mezzo al campo, ma i giocatori che hanno giocato hanno fatto la loro partita e secondo me ha fatto benissimo, perché è vero, abbiamo perso, il Portogallo ha avuto un paio di occasioni in più di noi, ma noi non riusciamo a sfruttarle, quelle che abbiamo. E al primo errore difensivo, come dicevo prima, noi prendiamo. Sì, lei le ha provate tutte, ha fatto mi sembra quasi tutti i cambi disponibili. 5 cambi, provando a vedere, e poi in quel momento che li abbiamo messi lì abbiamo preso il secondo gol. Ce lo racconta il gol che avete fatto perché non si è ben capito. C'è stato un batti e ribatti, poi la palla è rimasta lì di testa, è arrivato il mio giocatore che ha fatto gol. Un po' di rammarico per concludere? Ma rammarico ce l'ho per la classifica, non per altro, perché secondo me questa squadra non merita i punti che ha, perché lo ha dimostrato con tutte le squadre, con la Proveco perdendo alla fine, oggi che nonostante tutto è riuscita a tenere testa alla prima in classifica, una squadra che ha speso 5 volte quello che ha speso il Conegliano, che punta assolutamente a vincere il campionato. Noi puntavamo a salvarci, siamo qua che lottiamo per far questo e mi auguro di riuscirci. Insomma, la squadra in questo momento è un po' delusa, anche se fino alla fine in poche parole non molla mai questa giusto una battuta, perché oggi si sono fatti 2/3 di campionato e sono ancora 10 partite da giocare, insomma è tutto ancora da giocarsela. Sì, per noi il problema è che dobbiamo cominciare a fare punti. Anche domenica scorsa abbiamo fatto la partita e abbiamo perso 2-0 su 2 volte hanno passato loro a metà campo. Ogni volta che sbagliamo, ripeto, prendiamo gol. Adesso dobbiamo ribloccarci le maniche e cercare di fare assolutamente una vittoria, perché è molto tempo che non c'è. Bene, grazie mister.